Quando volete. Mirko Sestili, dopo la partita vinta 5-1 dalla sua Roma Calciotto, complimenti a voi, complimenti a te che hai anche messo il tuo sigillo su questa partita. Direi oggi siete stati bravi praticamente in tutto, nella gestione della palla, nel trovare le soluzioni giuste e se c'è un merito che avevo già riscontrato nelle altre partite è quello di essere stati bravi a rimanere mentalmente nella gara dopo che loro avevano segnato il gol del 3-1, poteva mettersi l'inerzia a favore loro, siete stati bravissimi a rispostare dalla vostra parte e a chiuderla. Sì, infatti se avete fatto caso abbiamo chiamato praticamente quasi subito il time out proprio per spezzare l'entusiasmo che vediamo da parte loro e da parte nostra quel rammarico per il gol preso, perché poi in quelle situazioni noi dobbiamo lavorare meglio. È un problema che abbiamo da diversi anni il prendere gol su calcio da fermo, soprattutto su calcio d'angolo, e quindi cerchiamo sempre di far particolare attenzione, ma continuiamo a prendere gol in quelle situazioni e dobbiamo cercare proprio di andare a migliorare quelle situazioni che poi a lungo andare possono portare più punti all'avversario e meno a noi. Quindi abbiamo chiamato il time out, ci siamo un attimino ricompattati, forti del vantaggio comunque di 2 gol, e abbiamo ricominciato a giocare e a gestire la partita. Senti, una piccola curiosità, ho visto in tutta la gara una lucidissima gestione della palla in qualunque posizione del campo. È la cura Gamberi? Beh, è una cosa che abbiamo valutato insieme. Lui comunque da inizio anno cerca sempre di darci questo sistema di gioco, di cercare di tenere palla il più possibile, perché logicamente è l'unico modo per arrivare in porta. Quando hai la partita in mano riesci sicuramente a gestirla tecnica, a gestirla meglio con le qualità tecniche che ci sono in campo. Non è neanche poi così difficile farlo, no? Perché ti giri a destra o a sinistra, hai sempre un giocatore valido a cui dare la palla, e quindi su partite dove sei in vantaggio e ti ottieni il risultato fa comodo. Poi se pensiamo a campi più grandi tipo lo Sport City o l'Atletico 2000, dove comunque lì essere in vantaggio di 2 gol non è come la Stella Azzurra, è una cosa che ci dà qualche vantaggio in più da questo punto di vista. Ti faccio l'ultima, poi ti faccio andare a festeggiare con i tuoi compagni. Prossimo c'è il gruppo Progeteam. Adesso ovviamente siamo soltanto alla quinta giornata, però la Roma c'è e sta alzando la voce piuttosto in maniera alta. Beh, questa cosa ormai è chiara, io la volevo tenere un pochettino, ma la cosa importante è continuare su quest'onda. Cioè, noi giovedì prossimo andiamo in casa del Progerim con il massimo rispetto nonostante la classifica, perché io ho visto le partite, anche qualche integrale, e hanno sempre dato filo da torcere. Poi il passivo lascia sempre il tempo che trova, cioè se vediamo stasera 5-1 è un passivo importante, no? Sì, è vero, è la nostra grande prestazione, però comunque tra noi e loro probabilmente questo scarto non c'è, no? È ogni singola partita, quindi la viviamo diversamente e dobbiamo, proprio questa è una cosa importantissima, di andare, quando sei lassù è facile incontrare il Cotton, è facile incontrare Checco, è facile incontrare Golbet, che sai che sono squadre che ti daranno sicuramente filo da torcere, ma la cosa difficile è andare a incontrare squadre che magari hanno il dente avvelenato perché cercano punti, e tu lì devi essere bravo a chiudere subito la partita e portare a casa i 3 punti. Grazie Mirko, complimenti.